We get it almost every night. When that moon is big and right, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their shoes, they keep it tight. Everybody's dancing. Buongiorno amici, benvenuti nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Sono felicissima perché è venuto a bere il caffè qui con me oggi un personaggio incredibile che sono davvero onorata di conoscere perché ha tanto da raccontare e emana un'energia pazzesca e soprattutto ci delizierà anche con la sua musica. Ve lo presento subito, lui è Paolo Ganz, scrittore, musicista, insomma uno che ha davvero fatto moltissimo anche per il blues in Italia, ma adesso ve lo presento proprio nei minimi dettagli perché gli passo la parola. Insomma, Paolo, sono davvero appunto contenta di averti qui. Buongiorno a tutti, Allora, è un piacere. intanto diciamo che sei qui in particolare per presentare il tuo terzo libro, che ha un titolo che ha dato appunto il nome anche all'intervista di oggi, Venice Rock and Roll. Quindi sempre di musica si parla, della tua amata città, perché sei veneziano. Certamente. E quindi davvero descrivi Venezia in una chiave anche di lettura diversa dagli altri, come Ti dice... ringrazio, è un bel complimento. Come dice il giornalista e critico Stefani. Allora, ti passo la parola, sei qui appunto per presentare questo terzo romanzo. Grazie, innanzitutto ti ringrazio infinitamente di avermi dato questa possibilità, questa platea, Ah no, queste figurati, telecamere, sono qui per questo, è una cosa io bellissima. adoro avere personaggi che hanno molto da raccontare. No? Il Infatti rock and roll oggi entra in tutte le case. infatti, cos'è cambiato? Insomma, il rock and roll davvero entra ovunque, no? Non c'è più un'età. Non c'è più un'età. Io ho fatto una considerazione, guarda, ti racconto un piccolissimo aneddoto che poi c'è Io un giorno dell'estate scorsa ero in Vaporetto. Sai, a Venezia noi Te circoliamo muovi solo per Vaporetti e abbiamo il Vaporetto. tempo anche di ascoltare le chiacchiere di chi ci sta attorno. E vicino a me c'erano due vecchietti, avevano attorno ai 70 anni e quindi avevano vissuto la loro vita. Lui legge il Gazzettino, si distende e dice, Araccio, c'era da poco stato il trentennale, il quarantennale del Festival di Woodstock. Sì, indimenticabile. Araccio, Sant'Anna al Festival del Woodstock che aveva 36 anni, 26 anni. La moglie, che stava facendo la maglia e contava i punti a calare, dice, ecco ti che ha visto, un puteol c'era. Io mi sono un attimo chiuso in me e ho detto, ma come, questi due vecchietti conoscono Woodstock? Poi ho fatto due conti. All'epoca di Woodstock loro avevano 30 anni. Sì, erano giovani. Questo vuol dire che il rock ci ha uniformato. Perché se io ripenso a mio padre non si sarebbe mai presentato in una trasmissione con una camicia del genere. No, vero, era un po' più istituzionale. Ecco, il rock invece ci ha forgiato, ci ha dato un linguaggio comune, ci ha dato un modo di intendersi, perché se io vado a, che ne so, a Bombay o a Kinshasa o a Londra e inizio il riff di Satisfaction, tutti sanno quello che io sto dicendo. I mitici Rolling Stones. Quindi il mitico Mick Jagger. Il rock ci ha cresciuto e noi Sì, è rimarremo vero, rock ha fino avvicinato generazioni, perché anche i settantenni di oggi sono stati ovviamente i trentenni di ieri di Woodstock, delle di Elvis rivoluzioni Presley. musicali, del costume, di tutto questo. Quindi tu fin da bambino però hai sentito il fascino, no? Fin da ragazzo hai sentito Sì, il fascino di questa rivoluzione musicale che è stata una rivoluzione culturale vera e propria. Esattamente, noi abbiamo vissuto questa cosa perché a casa arrivavano le immagini dei Beatles, no? Le ragazzine isteriche, urlanti davanti. Sì, li ho visti anch'io. E i nostri genitori dicevano, oh questi, ma cosa vogliono fare con questi capelli, questi tubini, questi stivaletti appunto. Ma noi parteggiavamo per i Beatles, eravamo... Beh, ma c'erano le due fazioni, no? Pro Beatles e pro Rolling vero, Stones. Rolling Stones. I Beatles erano un po' più Sì, un po' più puliti. Faccia pulita, I Rolling no? Stones erano proprio nasty, erano più brutti, cattivi, avevano i teschi, avevano queste cose. Sì, Mick Jagger era molto provocatorio, Altro insomma, che Keith Richards ha fatto le sue, Keith quindi... Richards, sì. E là questa cosa ci ha cresciuto. Tu eri più pro Beatles o Rolling Stones? Io ero pro Beatles. Quindi avevi un animo anche un po' romantico. Sì. E nei Beatles io adoravo Paul McCartney, che un grande. tuttora e volevo assomigliare a lui.
io mi ricordo che la prima volta che mi hanno passato dei long playing, dei Beatles, sono tornato a casa e li ho messi questo, sai, quando c'erano quei giradischi Lesa, Sì, quelle sì. cose un po' così, e ho detto, questo è quello che voglio fare nella vita. Però oggi sembri un po' più Mick Jagger, un po' più Sì? affascinante. Però Sì, è per un carità. complimento. Sì, ti faccio un questo. complimento, Madonna, comunque è un look un po' trasgressivo. complimento eccezionale. Bene, dai, quindi volevi sembrare Paul McCartney, però insomma lui era un po' un bravo Più compostino, è ragazzino, vero, sì, più è vero, è vero, è compostino, vero. dai, Mick Jagger affascinava di più, forse un certo tipo di persone, più audaci. Più audaci, Ecco, ok. diciamola così. Vabbè. Allora, queste sono le premesse, no? Ci hai Certo. raccontato un po' l'aneddoto che ti ha portato, se vogliamo, questi due vecchietti Alla in scrittura di... treno, esatto, che ricordavano i tempi di Woodstock, e quindi hai riflettuto su questo, cioè che la musica ha Sì, avvicinato generazioni intere e non c'è vecchiaia in effetti, non no, in c'è questo vecchiaia, non senso. c'è vecchiaia. E da lì ti ha dato lo spunto questa scena così in Ma vaporetto per scrivere il tuo ultimo romanzo, Venice Rock and Roll. questa scena è stata importante, ma ti dirò, c'è dell'altro, nel senso che Venezia, se vogliamo, è un enclave, no? Cioè, è un'isola che non è più isola per un ponte di 3 chilometri che la collega alla terraferma, però mantiene degli aspetti isolani nella mentalità, nel modo di concepire il mondo. Noi abbiamo sempre creduto di essere al centro del mondo e quindi ci sono tanti aneddoti, tante cose divertenti che vanno raccontate proprio quando la modernità del rock and roll, ma anche di tutto il mondo che corre al di là di quel ponte, invade Venezia che vorrebbe e un po' è ferma a un tempo passato. C'è E una qui Venezia sospesa nel tempo, sospesa, no? sospesa è la parola, esatto, sospesa. Ecco. E lì si crea un attrito che è bello raccontare. E quindi tu hai detto raccontiamolo, no? Perché c'è in te questa vena creativa che spazia dalla musica alla Sì, scrittura, no? Tu ti stai sempre più concentrando sulla scrittura, però sì, mi è fa una piacere verità. ricordare, leggo qui, che sei stato uno dei primi maestri riconosciuti di armonica blues in È Italia, vero, no? sì, è Quindi vero. davvero tu negli anni 80-90 hai pubblicato molte edizioni didattiche che hanno Sì, formato veramente molti allievi, è vero, molte scuole anche di pensiero sul blues. è stato un momento favorevole per la musica in Italia in genere e per il blues in particolare. Io ebbi la fortuna di trovarmi, come accade, nel posto giusto, al momento giusto, e scrissi questi libri didattici, che sono poi quelle pubblicazioni dotate all'epoca di cassetta, adesso di CD ovviamente, o di DVD. I tempi cambiano, I vero tempi Paolo? cambiano, Anche in questo. e che sono andate molto bene perché non c'era nulla, no? Era tabula rasa, e quindi... Sei stato un apripista in qualche modo, È stata in una questo apripista, senso. è stata una grande soddisfazione da parte mia, anche perché tuttora ho gente che mi scrive e dice grazie per te, ho imparato, ho fatto, poi magari alcuni sono diventati anche dei grossi musicisti e la cosa mi riempie di orgoglio e di felicità. Ah, davvero sei stato un po' un maestro, Sì, davvero. questo mi è servito anche però per andare incontro alla gente, per capire come farla aprire, come tirar fuori insomma, la parte un po' migliore di loro. Ecco, quindi sei passato dal blues, cioè cosa differenzia il blues e il rock? Comunque sono entrambi presenti, no? Come Beh, grandi amori della tua certo, certo, ma vita. il blues è la base di un po' tutte le musiche, che si voglia o no, è un po' la base di tutte le musiche, compreso il jazz, che poi si è raffinato in forme che il blues Nasce non un po', conosce. nasce negli Stati Uniti, Il blues vero, nasce il negli Stati blues? Uniti, nasce da persone che sedevano persone di colore che sedevano sulla veranda di queste baracche e lì passavano il loro tempo suonando e Strimpellavano. strimpellando e hanno creato un genere. Il rock and roll è figlio del blues, per forza. Come la danza classica che ha generato un po' poi tutte le altre Tutte le danze. altre Allora il cose. blues è il padre davvero di ogni musica. La Forse radice non è tutti lì. lo sanno questo. Sì, ormai è una cosa un po' sdoganata. Addirittura Muddy Waters, il grande Muddy Waters, scrisse un brano che si chiamava Il blues ebbe un bambino e il suo nome era rock and roll, quindi ormai è È diventata una paternità riconosciuta. riconosciuta, per fortuna riconosciuta. E poi il blues, adesso non è più appannaggio ovviamente soltanto delle persone di colore, dei neri, è diventato una musica ascoltata ovunque. Da questo è partito la mia ricerca, il mio scrivere, il mio cercare di raccontare delle storie non più con la musica ma con le parole. Però la musica permea sempre, davvero, anche forse la tua scrittura, una scrittura comunque che è considerata bella, semplice, veloce, forse un po' come la musica, se vogliamo trovare, Io no? ti Un'analogia. io ti ringrazio per queste parole perché per me semplice è un complimento. Sì, sì, Non è assolutamente. una Quella è più difficile scrivere in modo semplice e comprensibile arrivando al lettore che scrivere naturale, in un modo naturale. arzigogolato. Io ho un grande debito nei confronti della musica, perché la musica mi fece innamorare quando ero poco più che un bambino.
La musica, prima di tutto, tenne me e tanti della mia generazione, i miei amici, diversi di quali sono raccontati in questo libro, lontano dai pericoli. Noi non avevamo tempo per le droghe, non avevamo tempo per fare qualcosa di poco corretto, onesto, anche se qualche volta ci arrivavamo vicino, perché questo amore era talmente totalizzante che tutti i nostri pensieri erano per la Vi musica. assorbiva del tutto. Vi assorbiva del tutto. Beh, questo è importante dirlo, È no? Perché importante c'è ancora dirlo. chi ha dei retropensieri, che associa magari il rock appunto a un look trasgressivo, a esperienze trasgressive che includono spesso anche la droga. C'è chi le ha fatte queste esperienze, però tu e i tuoi amici Damiana, anche con noi una mentalità diversa, qualche più volta pulita, bevevamo no? qualche bicchiere in più, Ma sì, ma per tutto carità, finiva lì. fa parte ecco. anche del gotto e dei vini dell'essere veneziani, no? Della Esatto, tradizione esatto. veneta. La musica ci ha tenuto lontano, e questo io da vecchio vorrei che i giovani lo capissero, lontano dai pericoli, primo. Poi la musica è un grandissimo debito perché mi ha fatto conoscere luoghi che forse non avrei conosciuto. Ho girato in mezzo mondo, ho suonato in mezzo mondo. Vedi, qua descrivi bene, ho letto l'inizio del libro, no? E descrivi così la mentalità un po' dei veneziani, dopo ci farai un po' un identikit, diciamo, di macchiette veneziane. Potrebbe essere un'idea molto, molto simpatiche. per non poter infatti, tornare più a Venezia. no, esatto, questi veneziani molto radicati alla città lagunare, Sì, no? sì, Che sì. in realtà difficilmente lasciano Venezia, oppure quando vanno anche a Treviso, a Padova, sembra che facciano viaggi si spaventano, oltreoceanici, si spaventano. Questo, diciamo la verità, è un certo tipo di veneziani, Sì, no? Quelli ce ne più da sono. macchietta e più divertenti, che però ancora esistono. Il terzo motivo per cui sono legato alla musica è perché la musica ha allargato i miei orizzonti. Ho conosciuto persone, ho conosciuto situazioni, mi sono messo alla prova tante volte, e questo, pur nella modestia di quello che ho fatto, ti aiuta a crescere come uomo e come persona. Ecco perché io sono legato alla musica e il mio scrivere è ancora collegato a questo odorino di rock and roll, Certo. proprio perché C'è il sapore della musica, che poi, diciamolo, è il linguaggio universale per eccellenza, Certo, no? La musica certo. va oltre i confini, oltre le lingue stesse, non a caso, È insomma, vero. gli italiani sono anche un po' esterofili dal punto di vista Sì, musicale, no? dovremmo più spesso Amiamo, tener conto di quello che abbiamo in casa. sì, a parte insomma i big della musica italiana, chiamiamo, Sì. però davvero per dire che la musica non guarda poi No, tanto i contenuti, i testi, ma c'è la musicalità, le note che È vero, arrivano una bella ovunque. canzone, un bel sorriso ti apre tutte le porte, è una cosa giusta. Quindi no? è il tuo grande amore, però insieme alla scrittura, no? Tu ti stai sempre più avvicinando Sì. al mondo della scrittura, non abbandonando la musica, No. però adesso ti stai focalizzando su questo, no? Sull'essere Mi uno interessa scrittore. molto, mi interessa molto. È un amore che viene da lontano, perché come lettore io ho una lunghissima esperienza alle spalle, e poi questi libri che ho scritto didattici negli anni '80 mi hanno insegnato a scrivere. Ho avuto Sì, l'editore. sei stato costretto, perché è anche un esercizio, quello certo, della un esercizio a essere scrittura. chiaro, conciso, a non perdermi in arzigogoli, in cose che poi non Certo. servono, e questo mi ha dato un'impronta. Poi ho studiato anch'io, ecco, ho cercato di capire cosa era necessario per arrivare al cuore Del delle lettore. persone, e così insomma mi sto E così, dando da insomma, hai fare. scritto 3 libri, lo Sì. ricordiamo, insomma, ricordami, il primo è Nel nome del blues, Nome del blues, sì. per Agora Factory 2006, Certo. primo romanzo, un insieme di racconti dedicati alle avventure musicali tue, in giro per il mondo, narrate con sagacia e ironia, quindi comunque partiamo, diciamo, con la musica, il tuo grande amore. Naturale, sì. Quindi questo unisce, la musica ti porta poi alla scrittura, come Sì, dicevi attraverso prima, questo no? canale, sì, Ecco, sì, poi nel sì. 2009 Calle dei Bombardieri, ancora una volta per i tipi di Agora Factory. Certo. Cadi Bombardieri è il libro a cui sono più legato, perché a quel punto io volevo fare uscire un'altra cosa che assomigliasse Nel nome del blues, e l'editore mi disse no, fermati, se no diventi quello che scrive di musica. E io, Ti etichettano, ti etichettano, effettivamente. io rimasi un po' così e mi ricordai dei miei natali. Io vengo al mondo a Venezia, fine anni 50, e vivo nel quartiere di Castello, San Francesco della Vigna, un piccolo. Mi accorsi che avevo in mano tantissime storie di quartiere, mie, di famiglia, della sì. guerra vissuta dai miei genitori, eccetera, e che sembravano addirittura inventate. Da quanto erano pazzesche. Forse tutti nelle famiglie hanno di queste storie, magari qualcuno non se ne accorge. Sì, ma per pigrizia a volte, o per cercare chissà dove, Chissà uno dove. guarda lontano, È proprio perdendo il così, ma a senso volte per cercare chissà dove. E io ho detto, caspita, queste potrebbero essere scritte, magari mettendole in una giusta cornice, e ho creato questo microcosmo di Calle di Bombardieri, cioè questa piccola viuzza che a Venezia esiste, dove
succedono queste cose. È un libro che mi ha, insomma, diamoci delle arie, quello che mi ha Sì, consacrato scrittore. come scrittore, vabbè, ma l'ho insomma detto, è giusto dire le cose come stanno, d'altronde la critica ti ha Sì, fatto la critica è stata lusinghieri molto, commenti, sì. insomma, quindi davvero, bando alle false modestie. Sì, e questo è andato così. Poi, siccome dovevo chiudere un po' il ciclo della musica, abbiamo detto, beh, vabbè, facciamo questo Venice Rock and Roll, dove però c'è anche molta Venezia. Non è un libro che parla soltanto di canzoni, ma parla di tante cose che si intersecano. Il sottotitolo è, come tu hai visto, Tutta gente a cui l'America ha dato la testa. Sì, è un sottotitolo bellissimo, infatti mi dà anche lo spunto poi per parlare di questo amore, no, di generazioni di giovani per l'America, il mito americano, ma insomma sei qui apposta per raccontarci tutto. Quindi dicevamo, sei approdato a Venice Rock and Roll per Fernandel, proprio fresco di stampa nel 2010, terzo romanzo, e chiedo alla regia intanto di far vedere la copertina, no? Di mostrarla, perché si vede questa copertina bellissima con Venezia ovviamente sullo sfondo e questa idea la chitarra che vedi che campeggia, no? Come il campanile. Diventa il campanile. Eh sì, bellissimo, e tu lì con la tua aria appunto molto rock. Sì, sì, sì. Molto Là c'è vicino carino. scritto un mondo roverso, perché effettivamente i veneziani credono che quello che ci sta fuori è un mondo roverso, mentre il mondo veramente roverso è il nostro. Beh, ma allora, guarda, mi fa piacere approfondire, tuffarmi proprio con te nella laguna veneta e chiederti di raccontarci un po' i veneziani dal tuo punto di vista, dal punto di vista di un veneziano sagaccio, insomma anche molto ironico. Beh, i veneziani sono delle bestioline particolari. Detto con tutto l'amore che tu Con hai tutto, per Venezia. io sono veneziano, la mia famiglia è veneziana dal 1799. Quindi non Ganza posso... è proprio un cognome veneziano? No, non lo è, Ah, in ecco. effetti. Ho scoperto alcune ricerche che un Giovanni Ganz nel 1799 arrivò a Venezia. Quindi è il tuo capostipite, diciamo. Era uno zatteriere, era un boscaiolo inurbato, era un mercante, non lo sappiamo, non lo sapremo mai, però è una dinastia che in qualche modo incuriosisce e diverte, no? Immaginare questa persona che arriva a Venezia. E tutti noi siamo cresciuti a Venezia, ho un antenato materassaio, un antenato cameriere, insomma abbiamo un po'... Beh, le hai volute provare tutte, no? Perché questa la voglio dire. Allora, tu oggi lavori alla Peggy Guggenheim Collection, intanto poi ci racconterai magari anche dell'attualità. Nel corso della tua vita, per continuare a suonare e scrivere, questo è meraviglioso, hai fatto, forse come molti tuoi antenati, il fattorino, il commesso, l'impiegato di una vetreria, il commerciante di prodotti biologici, il massaggiatore, mi racconterai anche di questa tua vita da massaggiatore, l'insegnante di mandolino e il custode di un museo. Quindi probabilmente davvero lo spirito dei tuoi antenati così curiosi, così aleggia ancora in te, le hai provate tutte. Ma chi lo sa, forse sì, sai, io dovevo continuare a suonare e a scrivere, però io ho una famiglia e anche numerosa e quindi non potevo vivere di sogni, no? Certo, poi quindi c'è ho detto, sempre ragazzi, la realtà. Sì, ragazzi, qui bisogna... E allora, sai, mi dividevo notte e giorno tra una cosa e l'altra, con non poche fatiche che sono disegnate, come vedi, sulla mia faccia. No, perché dire così? E ho fatto questo. Tornando ai veneziani, sono particolari, sono un po' insofferenti, sai com'è? È vero che la loro città è stata la Serenissima, stravenduta insomma, ormai negli ultimi anni, ma purtroppo i veneziani hanno perso un po' di quella magnanimità che era dei Serenissimi, in effetti. È vero che quella magnanimità era spesso mossa da motivi mercantili, però sì. noi abbiamo un po' perso... I famosi veneziani dipinti un po', no, come bizantini in qualche modo, Certo, no? certo, e Levantini. che è anche questo per me è un bel complimento. Commercianti, furbetti, Certo, quindi benedivano tutti bravissimi nelle pubbliche relazioni. Esattamente, insomma, adesso noi abbiamo un po' perso questo. Quindi una delle storie che si intersecano in questo libro sono questi 4 ragazzini che vogliono creare un gruppo a Venezia e con che cosa si scontrano? Col trovare gli strumenti, perché a Venezia c'era poco, con il disturbare la quiete pubblica e avere denunce e minacce da parte di tutto il vicinato, e avere le difficoltà di movimento, perché da noi ci si muove con la barca, quindi carica, scarica, voga, rema, motore. Ecco perché è un mondo diverso. È un mondo... Sì, ma è diverso ed è curiosissimo come tu riesca comunque a tirar fuori quest'anima rock appunto da una città considerata per molti aspetti ferma nel suo mondo, una città a parte in questo senso, no? In una dimensione separata, magica, tutto quello che vuoi, però sicuramente lontana dalle atmosfere rock, no, per definizione. Però guarda, ti dico la verità, è vero e non è vero.
perché negli anni 60, quando io ancora non suonavo e bambino girovagavo per Venezia sentendo suonare nei magazzini che noi chiamiamo carbone, tra l'altro, nelle carbone, perché erano delle carbonaie, e c'erano tanti di quei gruppi che suonavano, che in ogni contrada, in ogni via c'erano 2 o 3 complessi, i famosi complessi degli anni 60, che suonavano. E allora io bussavo, chiedevo di sentire, qualche volta me lo concedevano, qualche volta no, e stavo ad ascoltare, quindi c'era tanta musica a Venezia, c'era anche dei festival abbastanza importanti, quello del Redentor per esempio. Beh sì, è vero, Poi un po' comunque la vivacità c'è sempre stata. Sì, poi un po' alla volta tutto questo Si è un po' è finito, sgonfiato. è finito. Venezia è una città dove oggi come oggi non si riesce a suonare dopo le 9 di sera, Perché c'è anche un nei problema locali. di quiete, no? Un problema di Pubblica, quiete, poi i fastidio. veneziani sono intolleranti. Sono diventati più intolleranti. Sì, Ma basta che sarà uno faccia... poveretti che sono stressati da questa massa Beh, vabbè, disumana ma, di insomma, turismo. mica si può cementare una città solo perché... No, per carità, però effettivamente provo a mettermi nei panni di chi ha uno di quegli appartamenti a Venezia con un passaggio infinito notte e vero, giorno, sì, sì, è forse un po' di stress, di Sì, inquinamento sì, acustico. concediamoglielo, diamo il viatico dai. dello Un stress. minimo di intolleranza è comprensibile da questo punto Sì, di vista. questo è vero. Ecco, allora, torniamo sempre, stiamo parlando di Venice Rock and Roll, che sono curiosissima appunto di leggere. Leggo qui, così per sintetizzare, no, quello che stai raccontando bene. Il tuo terzo romanzo, nel tuo terzo romanzo, appunto, Venezia diventa l'appropriata quinta per le avventure di scalcinati imberbi musicisti in cerca di gloria, quindi quello che ci stai raccontando tu ora, ragazzini imbambolati davanti alla vetrina del negozio del centro dove ammirare e fortemente desiderare, ecco rivediamo anche la copertina del libro, la chitarra di John Lennon o il basso di Paul McCartney. Ed è naturale che in Venice Rock and Roll ci sia spazio anche per chi popola il microcosmo di cui si racconta, baristi e colleghi arruffoni, ma anche vicini molesti, veneziani impruditi e ottusi, giocatori di 3-7, esuli inconsolabili, guaritori più o meno in buona fede, puttane, vecchi ammonitori, camerieri impudiche, amanti pro tempore, venditori di vetro. Davvero un mondo che brulica di personaggi buoni, cattivi, ma senza giudizi morali probabilmente. Assolutamente no? Ecco, senza, anzi con la curiosità, con assolutamente. l'ironia di descrivere un mondo brulicante che insomma a Venezia c'è più che altrove. Non c'è In queste giudizio. calli ci sono davvero dei microcosmi Certo, affascinanti. e sono tutti oggetti letterari di prim'ordine, perché alla fine io sì, racconto, ma racconto cose anche abbastanza vere, quindi assolutamente attingi dalla tua realtà. basta sapere andare a prenderli. Non c'è giudizio, perché chi fa del rock and roll non può aver giudizio nei confronti di Nessuna intolleranza, grande apertura mentale. No, assolutamente. Ecco, tutta gente, vedo qui, a cui l'America, come recita il sottotitolo, attraverso le note di una canzone, le scene di un film o le notizie di un giornale, ha dato alla testa. Ecco, questa è una cosa che mi affascina, ne vorrei parlare meglio con te nella seconda parte perché sarai il nostro super ospite della giornata. Poi Questo mi fa un immenso piacere. anch'io sono contenta perché di cose da dire ce ne sono moltissime. Chiuderemo poi la puntata con un bel video della provincia di Padova dedicato ai frantoi, quindi un tuffo comunque anche qui nella nostra cultura veneta, ma soprattutto, lo dico ai nostri amici così rimangono incollati alla puntata, suonerai dopo per noi con la tua meravigliosa chitarra. Suoneremo una canzonetta. Suoneremo una canzonetta, però già rende conto insomma della magia della tua musica. Allora amici, avete sentito? Mi raccomando, non perdete il proseguo della puntata sempre in compagnia di Paolo Ganz. Vi lascio a qualche minutino di pubblicità e poi vi aspetto qui nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. A tra poco. Bene amici, bentornati in diretta nel vostro salottino di Telechiara. Allora siamo sempre in compagnia dello scrittore e musicista Paolo Ganz, che mi sta veramente intrattenendo lui in questa puntata, raccontandomi tutta la storia della sua vita, il suo amore per Venezia, che ha trasferito nel suo ultimo libro, il romanzo Venice Rock and Roll, sottotitolo Avventure vigliaccate di pirati della laguna. Ecco, riprendiamo allora le fila, Paolo, del discorso, no? Mi hai raccontato tutte anche le fatiche che hai fatto per mantenere viva questa tua passione per la musica e per la scrittura, no? Adesso nello stacchetto pubblicitario stavamo parlando fuori onda e ridendo, insomma, ti stavo facendo i complimenti perché è difficile
portare avanti una passione, no? Che tanti, se vogliamo, amici presunti tali o anche invidiosi o parenti per affetto tendono un po' a ostacolare, no? Perché si dice guarda che non campi, guarda che devi pensare in modo concreto, e invece la passione è questa, no? Qualcosa che ti fa andare comunque oltre. Pensare al concreto è anche una cosa giusta, è anche Sì, una sì, verità. è giusto, però tu non l'hai abbandonata, hai cercato di concretizzare sempre attraverso la tua passione. Ti devi sdoppiare, devi avere due vite, una di giorno, normale, regolare, e una di notte. Quindi davvero ci vuole una grande energia, Sì, no? sì, Quello sì, è un dono anche di natura, perché si nasce già sì, con l'energia. Per tanti anni ho lavorato alla sera, via auto, via partenza, 200 km, ma sì, suonata, mangiata, ritorno, dormita 2 e ore a dopo di letto, nuovo. via di nuovo. No, davvero. Questa è la vita del musicista non professionista. Gli americani dicono ogni bravo musicista ha un suo secondo lavoro. Io francamente preferirei avere soltanto questo, però evidentemente sì, si faticherebbe un po' sì, meno, e vero? ci si può anche concentrare di più. Però insomma le soddisfazioni te le sei tolte, perché ricordo sei arrivato appunto al tuo terzo romanzo dopo il primo, Liricito per chi si è collegato ora, Nel nome del blues, nel 2006, nel 2009 Calle dei Bombardieri, che ti ha consacrato, dicevamo prima, nella veste di scrittore, e poi siamo arrivati a Venice Rock and Roll. Chiedo alla regia di rimandare in onda la copertina, che è molto bella, eccola, lo vediamo, è già acquistabile nelle librerie, Sì, vero? abbiamo una primizia perché è acquistabile tra qualche giorno. Allora diamo l'anteprima in territorio assoluta. nazionale è acquistabile, ordinabile, e c'è dietro un editore che si chiama Fernandel di Ravenna, che lavora molto bene, in maniera capillare, attenta, con la quale abbiamo voluto farlo uscire nella maniera migliore possibile, e sono qua anche perché ci stiamo impegnando molto. Quindi ci sarà la classica promozione poi del libro, già farete tutta insomma una degli serie incontri magari con gli sì. appassionati, con i lettori, eccetera. Non so se accompagnerai la presentazione con anche delle suonate tue, Altro che, no? ti Ecco, dirò allora di più. Ho scritto delle canzoncine, perché io sono generalmente blues e rock and roll, però ho detto per le presentazioni scriviamo qualcosa in italiano, qualcosa di divertente, e allora certi capitoli sono letti o raccontati, altri sono cantati. Ah, bellissimo. E io ti farei sentire questa Ma sì, cosina. infatti avevo annunciato questa primizia ai nostri amici che ci seguono. Che sono un po' imbarazzato perché non ho la mia band alle spalle. Vabbè, io faccio finta di farti da corista. Certo, quindi improvviso un po' con la chitarra quello che è la band intera. Ma per me è meraviglioso, perché non mi capita tutti i giorni. Più rapido. E questo è un rock and roll molto semplice, che racconta 4 piccoli quadretti, diamoci delle aree ancora una volta, no? Dove diciamo che noi abbiamo fatto voto a tutti i santi del rock, e ci attacchiamo in 4 su un amplificatorino da 4 soldi, parlo ovviamente dei tempi in cui abbiamo iniziato, poi raccontiamo che in queste parrocchie, che erano gli unici posti dove ci lasciavano suonare, disturbavamo le filodrammatiche che là cercavano di rovinare Goldoni e quindi scontri tra generi anche musicali. Certo, poi raccontiamo che nella nostra carbona a un certo punto si infiltra l'acqua alta e tutti i tamburi e le chitarre sono andati sotto al mare, e nell'ultimo quadrettino diciamo che noi scappiamo da Venezia, scappiamo con le gambe ma non con il cuore, e con la Telecaster e con la nostra chitarra andiamo a visitare il mondo intorno. Ecco, quindi veneziani in giro per il mondo a sdoganare la musica. Grazie alla musica. Grazie alla musica, eccola qua. Ecco rock and roll. Very rock and roll. Non siamo i Beatles, nemmeno gli Stones, ma abbiamo fatto voto a tutti i santi del rock. Ero nella cantina dalle 3 alle 6, ci dividiamo i 4 ingressi di un Meazzi 666. Vieni giù, senza predica, che domani è domenica. Sei sincero quando dici che stai bene dove sei, ma saresti stato meglio a Venice, USA. Al teatrino parrocchiale del Redentor, la drammatica massacra todo il brontolio. Siamo dalla porta e diamo nella schiena, ma noi lo vendichiamo con il rock della Barena. Vieni giù, senza
senza predica, che domani è domenica. Sei sincero quando dici che stai bene dove sei, saresti stato meglio a Venice USA. E per fare del rock and roll, soltanto del rock and roll, senza nessuno che ti dice ehi, stai sbagliando l'accento. E poi dopo tornare qua e contare a chi non sa che idea dell'acqua è il mondo, è tutto diverso, è un mondo roverso. Una notte di novembre infida e silenziosa, la marea si è infilata nella nostra carbona. Da un colpo di sirena c'è un uomo in mezzo al mare, le chitarre e i tamburi che galleggiano in canale. Vieni giù, la predica, che domani è domenica. Sei sincero quando dici che stai bene dove sei, saresti stato meglio a Venice USA. Venezia è una palude senza gli alligatori, una polena con le tasche di fuori. Noi ce ne andiamo a nuoto, in barco, in traghetto, e con la Telecaster ce ne andiamo via dal ghetto. Vieni giù, senza predica, che domani è domenica. Sei sincero quando dici che stai bene dove sei, saresti stato meglio a Venice USA. E per fare del rock and roll, soltanto del rock and roll, senza nessuno che ti dice ehi, stai sbagliando l'accento. E poi dopo tornare qua e contare a chi non sa che l'idea dell'acqua è il mondo, è tutto diverso, è un mondo roverso. Per fare del rock and roll, soltanto del rock and roll, Ti faccio da corista. senza nessuno che ti dica ehi, stai sbagliando l'accento. È così. Ese un mondo roverso. Ti ho detto che ti facevo il coretto. Fantastico. Guarda, sono felice. Lo rifacciamo. Lo rifacciamo. Per fare del rock and roll, soltanto del rock and roll, senza nessuno che ti dica ehi, stai sbagliando l'accento. E poi dopo tornare qua per contarti a chi che non sa che idea dell'acqua è il mondo, è tutto diverso, è un mondo roverso, eccezionale. Grande Paolo. Mi hai fatto proprio sentire rock, guarda, ho fatto chiacchiere, caffè, rock and roll, veramente unica, alla faccia della canzonetta. Ma sai che mio figlio mi ha detto, ma sei matto andare lì a cantare questa canzone? Perché scusa? Per fare Nel del rock nostro and roll? salottino si può Il fare salottino tutto. lo facciamo. Ma stai scherzando? Guarda Poi- che abbiamo degli spettatori curiosi, simpatici, giovanili, di tutto di più. E quindi. poi ricordati che bisogna anche ridere qualche volta. Ma assolutamente, guarda, io adoro avere ospiti, a parte che mi piace divertirmi, cioè proprio io mi siedo qui e ciaccolo. Guarda, faccio anche a braccio, nel senso mi siedo qui con l'ospite e ce la raccontiamo, no? Siamo in un salottino, prendiamo il nostro caffè e Se no che chiacchiere e caffè. se no bisogna Chiacchiere essere e copione, credibili, no? no? Bravo, qui è tutto così, nature. Abbiamo visto. Guarda, ti ringrazio, è stato veramente un momento, un pezzo di televisione, come si dice qui a Telechiara, unico nel suo genere. Allora, siamo purtroppo arrivati quasi in chiusura. Ricordiamo allora agli amici che tra pochissimi giorni uscirà nelle librerie in tutta Italia Venice Rock and Roll, avventure vigliaccate di Pirati della Laguna. Edizioni Fernandel. Edizioni Fernandel 2010, quindi freschissimo di stampa. Leggo perché siamo in chiusura e mi fa piacere sottolineare anche l'amore che la critica ha per Paolo Ganz.
Venezia, scrive ad esempio il critico e giornalista Antonio Stefani, ha 1000 scrittori, ma uno solo che ne parli come Paolo Ganz, perché tra le sue pagine la città, unica al mondo, diventa un mondo unico, quello in cui cresce attraverso gli anni 60 e 70 del Novecento un ragazzo di Sestiere popolare nel continuo stupore di sé e degli altri. Ecco, mi faceva piacere perché lo stupore è una delle cose che amo di più, no? Avendo anche io studiato filosofia, cioè è lo stupore che ti rende curioso, no? E questa è una delle note che contraddistinguono Paolo Ganz, Sì. vero Paolo? Che da quando ha messo il naso fuori Venezia si è accorto Di tutto un che è un mondo. mondo roverso. È un mondo roverso, però diciamo che tu hai portato Venezia nel mondo in qualche modo, hai portato Sì. sempre dei pezzi di Beh, Venezia Venezia con te. è un bel lascia passare, perché Sì, quando parli di Venezia tutti si incuriosiscono, hanno delle curiosità, ti domandano subito dell'acqua alta, quanto vabbè, alta arriva, è vero che è la città, insomma, unica al mondo, non ce unica ne dove sono. parcheggiate la macchina, ma uscite di casa con la barca, insomma, e questo aiuta ad arrivare. E tu in questo romanzo hai descritto poi anche tutte delle macchiette, dicevamo, no? Sì. Di veneziani, con, se vogliamo, non lo so se ti sei ispirato in qualche modo a Goldoni, però questa capacità di descrivere, no? Il veneziano Beh, sai, Goldoni tipico. è stato un grandissimo commediografo, però anche lui, nella sua grandezza e io nella mia Mm. modestia, aveva questa grandissima quinta. Quindi davvero basta osservare bene A con volte curiosità sì, a Venezia volte e ti sì. si para già di fronte quello che puoi descrivere, no? Sì, Se sì, sì, taci sì. da una realtà davvero brulicante. Sì. Ecco, leggo qui un altro grandissimo che io amo molto, no? Perché è affascinante, Giacomo Casanova, che hai in qualche modo inserito nel Io ho tuo voluto mettere romanzo. un incipit Un di incipit, Casanova, anche esatto. perché Casanova generalmente viene ricordato dai più purtroppo quasi come un cicisbeo, no? Assolutamente, è stato un È grande stato un intellettuale, intellettuale curioso. letterato, ha amato le donne ma in maniera totale, Mhm. era anche figlio della sua epoca e scrisse questa frase che io ho messo bellissima, che ognuno di noi può riuscire a fare quello che vuole nella vita, può rovesciare un trono, diventare presidente, lui usa altri termini, basta che ci si metta da giovane. Infatti, allora leggo la frase perché mi Sì, piace leggila, è tantissimo. una bellissima Sono frase. sempre stato convinto, scrive Casanova, che quando uno si mette in testa di attuare un progetto, qualunque esso sia, e pensa solo a quello, riesce infallibilmente a realizzarlo, a onta di tutte le difficoltà. Costui diventerà così Gran Visir, Papa, rovescerà un trono, purché ci si metta da giovane. Ecco, ho voluto leggerlo perché siamo in chiusura, volevo fare la quadratura del cerchio, perché questo per me è anche Paolo Ganz. Cioè comunque uno scrittore, un musicista che è riuscito a mantenere viva la sua passione sempre a dispetto delle difficoltà e quindi penso che Certo. tu ti sia ispirato a questa frase perché ti sei riconosciuto, no? La passione Sì, che sottende una vita intera e riesce comunque a farti esprimere quello che sei, a farti dire cavolo, sono Paolo Ganz, sono nato alla fine degli anni 50, ho già fatto molto nella mia vita, sono riuscito a togliermi delle belle soddisfazioni. Questo volevo. e non ho intenzione di Ma smettere. certo, assolutamente, però insomma sei arrivato al terzo romanzo, sei considerato uno dei maestri del blues in Italia, Grazie. ami il rock and roll, ne sei uno dei suoi testimonial, insomma, più vivaci, ironici, Oddio. nell'associazione alla scrittura, insomma, in questo Certo, tuo certo, stile, in certo, questa certo, chiave di certo, certo, lettura certo. unici, quindi davvero se Casanova ti potesse vedere, chissà, può vederti, dirà, questo è stato bravo, cosa Sarebbe un dici? onore. Sarebbe un onore. Dai, mi faceva piacere chiudere con un sorriso, ma anche per farti davvero i miei complimenti perché amo molto quelle persone che ce la fanno a dispetto appunto delle difficoltà, della concretezza, della realtà che ti porta sempre a essere un po' troppo a volte anche Certo, cinico, no? Invece chi riesce a mantenere vivi i propri sogni ha tutta la mia ammirazione. bisogna crederci. Ecco, lo so, è difficile e insomma nel mio piccolo cerco anch'io di farlo, di seguire questa filosofia di vita, quindi ti ripeto, sono contenta di aver fatto questa chiacchierata con te. Siamo arrivati, vedi che c'è la lucina che lampeggia, Sì, quindi sì, quello vuol devo dire adesso salutarti e puoi stare ancora qui perché ci vediamo insieme un video molto molto carino della provincia di Padova dedicato ai frantoi, quindi noi chiudiamo spesso con delle rubriche, la provincia ci accompagnerà appunto in chiusura di puntata, oggi facciamo un tuffo in questo mondo anche delle tradizioni venete. Quindi Paolo, io ti ringrazio davvero di grazie a te, tutto, invito Damiano. tutti gli amici che ci seguono a recarsi tra qualche giorno nelle librerie
per comprare Venice Rock and Roll, edizioni Fernandel 2010, quindi un modo per conoscere Paolo Ganz ma anche Venezia in una chiave di lettura davvero inedita, carina e ironica. Paolo, grazie davvero anche per lo stacchetto musicale, mi sono divertita tantissimo. Anch'io, grazie a te. Allora amici, ringraziamo e salutiamo Paolo Ganz, io vi lascio in compagnia del video della provincia di Padova dedicato ai frantoi. Ci vediamo domani, sempre fra le 13 e le 14, nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Ciao a tutti, a domani. Ci troviamo oggi al frantoio di Cornoleda a Cinto Euganeo. Si sa che l'olio di oliva è uno dei prodotti tipici del nostro territorio, dei Colli Euganei. L'olio di oliva è il tesoro verde delle nostre tavole. La raccolta delle spremiture delle olive avviene indicativamente da metà ottobre fino alla fine di novembre, a seconda delle stagioni. Ma vediamo adesso con il signor Davis Zanaica come avviene la produzione dell'olio di oliva. Buongiorno. Con il signor Davis Zanaica seguiremo quindi le fasi di produzione dell'olio di oliva. Signor Davis, dove comincia allora? Quali sono le fasi? Allora, la prima fase è proprio questa che state vedendo, praticamente i nostri clienti arrivano con le olive, le scaricano nei nostri bins, da qui poi si procede alla pesatura. Le olive arrivano talvolta molto pulite, talvolta arrivano con qualche foglia, come vedete in questo caso, però il nostro impianto è predisposto con un impianto di defoliazione e lavaggio e quindi non abbiamo problemi, insomma, ecco. Il colore delle olive è diverso, alcune sono verdi, altre sono più scure. Sì, ci sono olive che cambiano colore abbastanza presto, ancora verso la fine di ottobre, olive che ancora a questo periodo, praticamente alla fine di novembre, sono ancora verdi. Dipende proprio dalla tipologia, dalla varietà di olive. Dalla fase di maturazione? Dalla fase di maturazione, ma proprio anche dalla varietà delle olive. Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono l'olio dei Colli Euganei? Beh, le caratteristiche principali sono la bassissima acidità, il basso numero di perossidi, e, un buon contenuto in polifenoli e tocoferoli, che sono sostanze antiossidanti, ma soprattutto appunto l'alta qualità che lo contraddistingue è questo fruttato medio, non molto intenso, e l'acidità bassissima. Questo è l'impianto di pesatura e da qui vengono poi defogliate da un defogliatore che praticamente va ad aspirare le foglie. C'è una lavatrice che rimescola l'acqua e lava le olive. Le olive, una volta lavate, vengono mandate al frangitore. Il frangitore è un frangitore a martelli. Ci sono vari tipi di frangitura, c'è la frangitura a dischi, la frangitura a martelli, la frangitura tradizionale, quella fatta con le macine. Ormai questi tipi di impianti stanno sostituendo gli impianti tradizionali a macine perché comunque richiedono meno lavoro e soprattutto da un punto di vista igienico-sanitario garantiscono maggiore affidabilità, insomma. Quindi questa si tratta di una spremitura a freddo? Allora, l'estrazione a freddo praticamente viene da noi certificata perché abbiamo delle sonde durante su tutti quanti i passaggi della pasta fino all'uscita dell'olio che ci verificano che la temperatura dell'olio della pasta non supera mai i 26 gradi centigradi. Quindi noi possiamo dichiarare che è estrazione a freddo. E questo tipo di olio è certificato? Allora, noi come frantoio siamo certificati biologici dall'ente ICEA, produciamo olio biologico per alcune aziende che sono già certificate e abbiamo a disposizione anche noi come azienda dell'olio biologico. Qui nei Colli Euganei quasi la totalità dell'olio sarebbe biologico perché non si fanno trattamenti di nessun tipo, però comunque non essendo certificate da un ente in particolare non possono dichiararlo in etichetta. Si riesce a consumarlo a livello locale oppure viene addirittura spedito a livello nazionale, addirittura esportato? Ma quello noi stiamo lavorando molto per portarlo un po' fuori dai nostri confini perché comunque purtroppo è ancora poco conosciuto e molti non sanno che nei Colli Euganei si produce olio extravergine di oliva, ma soprattutto olio extravergine di oliva di alta qualità. Quindi il nostro impegno è proprio quello di cercare di promuoverlo al di fuori dei nostri confini, anche perché negli ultimi anni c'è stato un incremento delle piantagioni di olivi e quindi fra qualche anno ci sarà una quantità di olio superiore a quella che abbiamo adesso da commercializzare, insomma. Com'è stata l'annata?
L'annata è stata abbastanza buona, sono state penalizzate un po' le rese dovuto al fatto che è sempre piovuto durante il mese di novembre, quindi le olive hanno accumulato acqua, in percentuale l'olio è sempre lo stesso, però con più acqua hanno reso meno, insomma. È un frantoio nuovo? È la conduzione a livello familiare? Sì, la conduzione è prettamente a livello familiare, è un frantoio nato nel 2008, praticamente grazie alla tenacia mia e della mia famiglia, perché comunque non è semplice aprire un'attività del genere ai tempi di adesso e soprattutto in una zona così particolare come il Parco dei Colli Euganei. Noi abbiamo introdotto un impianto con caratteristiche medio-piccole, abbiamo 2 vasche che lavorano circa 3 quintali di olive all'ora. I nostri clienti sono tutte aziende familiari che hanno al massimo 2 o 3 persone che raccolgono e in una giornata o 2 riescono a fare questo quantitativo dei 3 quintali di olive. Così facendo riescono a portarle al frantoio il prima possibile e il fatto di lavorarle immediatamente appena dopo la raccolta è proprio, si riesce a contenere l'acidità delle olive, l'acidità e soprattutto si tiene alta la qualità, insomma. Passiamo alla fase di degustazione. Quando vediamo questa etichetta è sinonimo di garanzia e di qualità. Sì, noi mettiamo tutto il nostro impegno affinché questo olio mantenga tutte le caratteristiche organolettiche e soprattutto chimiche il più a lungo possibile. Andiamo a confezionare il nostro olio con questa etichetta e adesso praticamente per qualche mese si troverà l'etichetta olio novello del frantoio di Cornoleda. Dove lo possiamo trovare? Beh, lo trovate certamente qui da noi e poi lo trovate in qualche punto vendita che abbiamo qui in zona Padova dove commercializzano prodotti di alta qualità, insomma, ecco. E in qualche ristorante che fortunatamente stiamo convincendo ad usare l'olio dei colli. Quindi invitiamo anche i nostri telespettatori a degustare questo prodotto così prezioso dei nostri colli euganei, che è buono sia nelle pietanze ma anche così semplicemente anche nell'insalata. Sì, essendo un olio molto delicato si abbina benissimo sia alle carni bianche, al pesce, alle insalate, è un olio che va bene a crudo, a cotto, si abbina un po' a tutto, insomma. Lo si può degustare anche su una bruschetta semplicemente. Lo mettiamo direttamente. Così lo facciamo vedere. Abbiamo visitato il frantoio e le varie fasi di lavorazione per l'estrazione dell'olio di oliva. Sono piccole realtà locali a livello anche di conduzione familiare che però consentono di valorizzare i prodotti tipici del nostro territorio. Sì, direi che sono delle realtà che sono adeguate anche alle dimensioni delle aziende del territorio dei Colli Euganei, perché accanto ad alcuni agricoltori che hanno degli appezzamenti anche notevoli, ce ne sono una miriade che hanno piccole realtà, alcune famiglie anche hanno poche piante di olivo e questi piccoli frantoi che sono disseminati nel territorio riescono a fare un servizio anche eccezionale anche per chi ha poche quantità e quindi riesce a sfruttarle appieno. Poi sono in grado di governare molto bene il processo per la pigiatura delle olive perché si accordano sulla data, sull'orario in cui questi agricoltori arrivano, portano il loro prodotto e aspettano il più delle volte anche il proprio olio, quindi è un processo virtuoso che consente soprattutto di mantenere altissima la qualità dell'olio dei Colli Euganei, perché quando l'oliva viene raccolta, selezionata e spremuta in tempi molto rapidi, il tasso di acidità di quell'olio è molto basso, le caratteristiche organolettiche dell'olio sono molto elevate e consentono di avere questa qualità eccezionale che abbiamo sui Colli Euganei. Qual è la caratteristica tipica dell'olio dei Colli Euganei? Beh, ci sono diversi tipi di olio anche a seconda della specie, diciamo le varietà dell'olivo. La caratteristica principale è quella della bassa acidità, del forte sapore erbaceo che ha l'olio quando si mangia e credo che una dei modi migliori per apprezzarlo sia quello di assaggiarlo proprio crudo su alcuni piatti di stagione che abbiamo anche in questo periodo, quindi dal baccalà ai fagioli in pocio, come che si dice in Veneto, alla ringa e roba di questo genere.
La provincia quindi si attiva per non solo risollevare queste attività, ma soprattutto per sostenerle. Beh, credo sia importantissimo perché l'olio sta svolgendo un ruolo fondamentale sui colli anche come promotore, diciamo, di quella che è la nostra cultura, di quello che è il nostro territorio. Noi abbiamo i vini che lo fanno da padroni dal punto di vista dell'economia del territorio, ma l'olio va a completare questa offerta, va a integrare appunto questa possibilità e quindi integrare anche il reddito delle aziende stesse. L'olio, che attraverso la diffusione dell'ulivo sui colli contribuisce anche ad abbellire quello che è il territorio, il paesaggio, reinserendo una pianta che purtroppo nell'inverno dell'85 era andata quasi distrutta dalle gelate troppo forti che c'erano state. Quindi l'ulivo si può mettere a dimora anche in terreni che non sono adatti alla coltivazione della vite, terreni più difficili, più scoscesi, eccetera, e riesce a dare appunto queste soddisfazioni anche alle nostre aziende. Quindi l'olio dei Colli Euganei è un prodotto che si cerca di commercializzare anche a livello nazionale. Beh, sicuramente sì, le quantità non sono elevatissime, quindi non è che ci possa essere un mercato a livello nazionale dell'olio d'oliva dei Colli Euganei, però assieme ai tantissimi altri prodotti di nicchia che ci sono in questa area euganea fanno dei colli e del parco un unicum eccezionale. Basta tener conto che su ogni paese sostanzialmente dei colli c'è qualche produzione caratteristica. Andiamo dalle giuggiole di Arqua Petrarca alle fragole di Gazzignano, ai marroni di Teolo e via dicendo, per cui queste specificità danno un presidio di sapori, di cultura e danno un valore aggiunto al nostro territorio che lo rende estremamente appetibile anche per il turista che può mettere queste caratteristiche, diciamo, produzioni agricole a fianco della cultura, dell'arte, della natura che sui nostri colli sono state così generose. Valorizzando i prodotti del nostro territorio, salutiamo l'assessore Riolfatto che ci ha accompagnato con il programma Acome Agricoltura a visitare i territori e a valorizzare i prodotti. E che cosa raccomandiamo ai nostri telespettatori? Io raccomanderei di vivere il nostro tempo, vivere il nostro territorio, i nostri prodotti, perché è la cosa più straordinaria, quella che tiene diciamo viva la cultura, la tradizione e soprattutto i sapori che si possono trovare solamente in queste località, con queste caratteristiche che non troviamo certamente sugli standard ormai appiattiti dei supermercati. We get it almost every night when that moon